cominciando a comparire le patenti e quindi diciamo quasi pronti, ecco, quasi pronti, però se compaiono le patenti dovrei proprio essere al momento giusto per presentarli, perché insomma lo Certo. spiegheremo con calma, ma signori e signori un grande applauso perché abbiamo qui al salotto i Ribes. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'applauso. Oh ragazzi, allora benvenuti. Grazie. Allora, noi diciamo sappiamo poche cose di voi, sappiamo che siete un gruppo giovane, young band, adesso stasera continuo a parlare un po' inglese, tanto siamo in streaming, Va bene. metti che ci ascoltino da qualche parte, però ci sono anche, come dire, delle notizie virali che circolano a proposito insomma del vostro conto, perché si è seminato un po' di panico qui prima davanti all'app. Abbiamo perché visto che c'è stato un attimo di sconcerto. credeva, sì, pensavo che qualcuno si fosse ubriacato, qualcuno avesse rubato dei No, portafogli. niente panico. Se vi aggirate per tutto Torino troverete invaso di patenti rosa, perché a fine mese uscirà il nostro singolo, si intitolerà Patente e niente, su queste patenti potete trovare un regolamento per un gioco. Che tanto esatto vengono così giustamente. Esatto, vengono lanciate. Poi Esatto. Noi raccogliamo- regaliamo patenti, non serve andare a fare il corso Ma ragazzi, autoscuola. già niente. così vi presentate in maniera veramente interessante. Vero? Adesso magari il primo brano non è proprio quello della patente, con cosa? E invece sì. E invece Cominciamo proprio siamo così, originali. signore e signori. Cominciamo subito con questa che è la patente, che sarà anche il singolo, diciamo, incriminato, che tra poco vedremo diciamo su YouTube, insomma su tutti gli sì, altri video e singolo. video Se e volete ascoltare in anteprima, cercate le patenti per Torino. Ok, allora andiamo cercando queste patenti, ma noi in qualche modo le abbiamo un po' già trovate, perché questa sera qua con noi ci sono i Ribes. Abbiamo dei galoppini che distribuiscono tipo globo. Addirittura, attenzione che lei sei un po' troppo col microfono giù, Corro in giro fischiettando, ricordo senza noia tutti i posti di una storia chiusa dentro ad una bolla. Sapone di Marsiglia, mi prude il naso come quella volta al parco in crisi d'allergia da camomilla. Sei la mia istamina, non credere a chi dice che la dieta giusta è ricca solamente in vitamina. Tu in crisi per l'esame, meglio se sto alla larga oppure mi munisco di un bel po' di sedativo. Sei la mia patente, non lo sa, se ho finito i punti è stato solo un incidente e ho passato il semaforo col rosso pieno, lo facevo solo per sentirmi più sereno, sei la mia patente, non lo sai, siamo fermi qui, il traffico è assai pungente e se ci siamo toccati eravamo poco distanti e ora ho la tua targa tatuata sul mio petto. Viaggio seduto sull'aereo, tremo come quel cane con i botti esplosi in strada il 31 di dicembre. C'è un freddo polare, tu senti caldo pure con 50 gradi all'ombra in un deserto equatoriale. Sei come un generale, controlli tutte quante le mie azioni con la cura riservata a quelli nuovi. Tu in fissa per l'estate, decidi il posto e l'ora dove andare per vedere un po' di fuochi al mare. Sei la mia patente, non lo sa, se ho finito i punti è stato solo un incidente e ho passato il semaforo col rosso pieno, lo facevo solo per sentirmi più sereno, sei la mia patente, non lo sai, siamo fermi qui, il traffico è assai pungente e se ci siamo toccati eravamo poco distanti, ora ho la tua targa tatuata sul mio petto.
vedo il semaforo con rosso pieno, lo fare altre volte per tuffarmi nel mio letto con te. Grazie. Patente presto ovunque. Ribes, che tra l'altro se trovaste questa patente effettivamente non è da smarrire, perché ricordiamolo, bisogna adesso come si fa la fotografia e poi entrate, si fotografa. Sì, c'è un QR code a Ecco, cui dillo tu. si può partecipare alla stesura del nostro video componendo un questionario e niente, inserendo la propria mail si può anche ricevere in anteprima il brano. Ricevere in anteprima il brano, che comunque diciamo l'uscita Uscirà è fra imminente, pochissimo. però in più potreste anche partecipare a questo videoclip di cui non sveliamo niente, non facciamo un po' di spoiler. No, anche perché grazie al non si pubblico si costruirà questo videoclip. è chiaro, beh, non possiamo. E che lì abbiamo dici? uno dei nostri galoppini che distribuisce le patenti. Che distribuisce patenti, è bellissima questa cosa qua, che potete distribuire patenti, diciamo è una cosa che Nessun grado di parentela ci unisce. però intanto distribuite patenti, diciamo così, a iosa. Va bene, questa è la, diciamo, la vostra carta d'ingresso. Esatto. Dopodiché il percorso che cosa prevede? Perché so che avete insomma una serie Niente, di brani. adesso prevede un brano che parla di come uscire da, diciamo, soluzioni facili per situazioni difficili. E Eccezionale quindi- come cosa. Quindi niente, si intitola Sobrio. Sobrio, È vero, giuro, parla di quello. Non lo sapeva neanche il nostro batterista. perché non li sente mai lui i No, testi. non abbiamo mai provati con lui, è la prima volta che suona con noi. Questa è una cosa ancora più bella, quindi oltre ad essere inedito è anche proprio una cosa mai vista per voi. Questo è sobrio, Poi è quindi. un brano acustico Sì, è una versione rifatta acustica, perché siamo l'unica band elettrica che suona quasi sempre in acustico, quindi abbiamo le doppie versioni di ogni brano. Vabbè, bisogna essere anche un po' così Sì, sì. ubiqui. Certo, sempre pronti. Non ti indignare, Equivoci. Rocky, Va bene, stai calmo. allora sobrio, signori e signori, il Ribes. La vita è come un campo minato, salti in aria se sei negato. Qualcuno è solo un po' più forbito, dice sia soltanto fiorito. Sfogo tutto l'odio represso sulla tavoletta del cesso. Mi guardo in faccia, sembro patito, lo sforzo deve avermi tradito. Sentivo forte il fiato sul collo, mi chiamano a casa e mi chiedono sei morto. Devo darmi alla meditazione, se no concludo con qualche ceffone. Io guardo su verso un cielo blu, verso l'universo dove non sei tu. Cammino dritto verso una scogliera, c'è chi dice tornerai stasera. Penso allora me ne andrò a nuotare dentro l'alcol proprio in quel locale. Voglio fare la persona seria, me ne torno nella mia miseria. E mi manchi e lo sai, e mi manchi e lo sai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, non te ne pentirai mai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici, bevici su, bevici su, non te ne scorderai mai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici, bevici su, non te ne pentirai mai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici, bevici su, non te ne scorderai mai più. Devo chiamare il 118, ho una crisi di pianta di rotto. Mi dimeno come impazzito, metti un calmante dentro quel vino. Mi ritrovo il frigo svuotato, ho mangiato un limone sbucciato. Dacci un taglio, devi smaltire, per soffrire hai tempo a morire. Ti confesso non è niente male,
quanta gente realizza felice il suo sogno di vita in cornice. Io guardo su verso un cielo blu, verso l'universo dove non sei tu. Cammino dritto verso una scogliera, c'è chi dice tornerai stasera. Penso allora me ne andrò a nuotare dentro l'alcol proprio in quel locale. Voglio fare la persona seria, me ne torno nella mia miseria. E mi manca, lo sai. E mi manca, lo sai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, dici su, non te ne ricorderai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, non te ne pentirai. Bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici, bevici su, non te ne ricorderai. Bici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, bevici su, non te ne pentirai più. Grazie. Ribes, questo era un brano che si intitola Sobrio, che però insomma poi aveva un ritornello che diceva bevici su, se non ho capito male. Certo. Giustamente abbiamo detto equivoci, quindi due voci almeno che si possano equiparare, e in questo caso insomma il testo rispecchiava questa cosa qua. Noi stiamo continuando a dare patenti in giro, diciamo, Certo. le stiamo continuando a Il distribuire. galoppino sta andando avanti a distribuire, no, è seduto ovviamente. Ma è seduto, però diciamo che ormai i patenti qua ce n'è ovunque, come ti Ah, giri ok, giri ok, di va bene. patenti, qua sembra che c'è stata comunque- passata la motorizzazione, a un certo punto ha fatto, come dire, Un un'offerta, ride. esatto, un ride di quelli proprio, quindi È diciamo pagato, è pagato a cottimo, quindi vabbè, Conviene per lui. conviene per lui. Va bene, noi proseguiamo nell'esplorazione di questi vostri brani che sono inediti. Sì. Abbiamo detto uscirà tra poco questo singolo e chissà, noi ci auguriamo, vi auguriamo, facciamo un grosso in bocca al lupo che possa essere, come dire, il primo di una lunga Trampolino serie. di lancio. Un trampolino di lancio. Del resto, come dire, materiale ci state facendo sentire, insomma, ne avete anche molti Sì, interessanti. abbiamo diversi brani e adesso questa sera ne presenteremo solo 4, ma abbiamo già 7 brani completi e insomma speriamo di entrare presto di nuovo in sala di registrazione per partorire i prossimi pezzi. Bodega, ai nostri produttori, un saluto, un bacione. Bravo, vedi che... oh. Allora, qual è la prossima tappa? Il Diciamo prossimo così? brano si intitola 4 volte, diciamo è una comune storia di amore, insomma, di una persona lasciata, insomma, parla di esperienze un po' che accomunano tutti, una persona lasciata che guarda dalla finestra un po' malinconico. Si intitola 4 volte. Si strugge. Si strugge. Sì. Sveglia delle 7 e l'alba del mattino, corro a fare colazione ancora col cuscino, affondo tutti i dubbi dentro un cappuccino, ricordo solamente di non averti qui vicino. Pesa sulla testa la voce della coscienza che infligge a questo cuore una dura penitenza. Ricordo solamente che il tempo è limitato, non ho considerato che troppo è già volato via. Dimmi quante volte hai sentito un rumore a terra come le ruote. Dimmi quante volte volevi solo volare ma avevi le ali rotte. Dimmi quante volte
boccata d'aria, mi devo rilassare. Non ho abbastanza tempo per poter dimenticare un salto in riva al mare, in cima ad un vulcano. Metti che la metro chiude, cambiamo itinerario. Dimmi quante volte hai sentito un rumore a terra come le ruote. Dimmi quante volte volevi solo volare ma avevi le ali rotte. Dimmi quante volte hai osservato la neve cadere tutta la notte. Dimmi quante volte non hai affrontato la sfida gridando ancora più forte. E allora spiegami la vita, hai un secondo, se giro un mappamondo mi scopri fino in fondo. Guardo dritto al cielo, com'è sereno, si intravede ancora chi ero. Dimmi quante volte hai sentito un rumore a terra come le ruote. Dimmi quante volte volevi solo volare ma avevi le ali rotte. Dimmi quante volte hai osservato la neve cadere tutta la notte. Dimmi quante volte non hai affrontato la sfida gridando ancora più forte. Grazie. Ribes, abbiamo quindi avuto ancora diciamo, anche questo veramente un brano, devo dire, insomma, proprio italiano, ma anche come dire attuale, quindi veramente ragazzi. Italiano è la definizione giusta, è proprio italiano. Ci mancherebbe. Come dicevano in telefilm Boris, siamo molto italiani. Giustamente, come dire, Quel brano anzi speriamo proprio in questo contesto qua di poterla portare in giro Perché no? questa caratteristica, questo nostro modo anche di cantare, che dipende molto, come dire, dalla tradizione, dalla lingua, insomma, certo, da tutto quello che è successo qua. Quindi come dire, curiosando ci siamo presi questa patente, andremo a fare questa, diciamo, foto al QR code, così magari ci assoldate per questo videoclip che è ormai imminente, e speriamo insomma di avere poi da lì in poi tutta una serie di notizie continuative aggiornate. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, avrete notizie continuamente, in ogni momento. In ogni momento, siete caldi Sì, in questa sempre, fase qua. qualsiasi, al lavoro, non al lavoro, ovunque. Esce sempre qualche notizia di noi. Qualche vostra notizia, va bene. Allora, con quale brano volete salutare il Lab? Allora, salutiamo che con ci il ha nostro- ospitato e che ci ha fatto anche mangiare dei tortellini. Glielo facciamo un applauso Ringraziamo al il Lab, Lab e a per i Carmen. tortellini. Ma che roba è E per stata? la Grazie, birra grazie. anche. È stata proprio, cioè, poi che è arrivato questo freddo che ci ha fatto Ci voleva. Allora, con quale Concludiamo brano? Diciamo? con il nostro ultimo brano, che è anche l'ultimo in ordine temporale, si intitola 5 kg. 5 kg. 5 arabo KG, unità di misura. Certo, 5 kg. Insomma, parla di persone un po' credulone che credono ad un sacco di cose, un sacco di ciarlatani. Insomma, facciamo un po' i polemici. 5 kg di polemica, allora Sì, a questo punto esatto. con Io il Ribes. pensavo fosse un tributo a Vanna Marchi, invece forse la critica, quindi. Esatto. La critica, ok. Ci va un'intesa batteria. Quando per 40 anni non si vede un arcobaleno, porta male come se per strada becchi un gatto nero. Poi lo sai anche te, i Capricorno son fatti così, lo dice anche Paolo Fox su Rai 3. Raccolgo un quadrifoglio per sembrare un po' meno coniglio. Se rompere uno specchio ti etichetta come un criminale, al pari di chi consigliava la campagna vaccinale. Dai, non dirlo più. Mi curo con l'omeopatia o con la dieta che ho trovato su T più TV.
Chiedo una mano a Vanna Marchi, un po' di sale, può aiutarmi? 5 kg in 7 giorni, vedi come unicorni. 5 kg in 7 giorni, no, 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 non li perderò, non ci crederò, non li perderò e non ci crederò. Dici che la terra è piatta e bussa il legno di un portone, toccare ferro te l'ha sconsigliato l'assicuratore. Dai su, credici, il volo degli uccelli mi dirà se sarò fortunato. Sono 13. Per la triscaidecofobia vado a vivere in Corea. Calpestato merda, mangiato lenticchie a colazione, salvato ragni dalle suole del più folle mattatore. Stando ai conti miei, a questo punto dovrei essere ricco tanto quanto lo sceicco del Brunei. E invece ho una carretta blu cobalto con un cornetto allo specchietto. 5 kg in 7 giorni, vedi come unicorni. 5 kg in 7 giorni, no, 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 non ci crederò, non li perderò, non li perderò e non ci crederò. Non mi chiedere se son d'accordo, ti ricordo che son Capricorno. 5 kg in 7 giorni, veri come unicorni. 5 kg in 7 giorni, no, 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 non li perderò, non ci crederò, non li perderò e non ci crederò. E non ci crederò. Grazie. Ribes, Grazie mille. grazie mille a voi, Grazie ragazzi. dell'opportunità. Grazie, veramente un grosso in bocca al lupo. Continuiamo a ricordare le vostre patenti, insomma le continueremo Sempre. a distribuire durante la serata e nei prossimi salotti. Adesso faremo un brevissimo cambio palco nel frattempo mentre vanno in giro le patenti e tra poco ci sarà l'ultimo live set di questa sera qui del salotto al Lab, perché avremo Si iscrive Andy.